Siamo a Lubiana ad accogliere Zico che arriva in Friuli. Sono passati 39 anni dal primo giorno in cui arrivò a Udine, era il 31 maggio, quando il Messaggero Veneto diede la notizia che Zico stava per firmare per l'Udinese. Nessuno gli credette, in pochi credettero a questa notizia, invece tant'è che per 2 giorni nessuno ne scrisse, nessun giornale riprese la notizia e tutti cominciarono a crederci solo quando arrivò la famosa foto da Rio in cui Dalcin era con Zico e stava trattando l'acquisto. Allora, Alessandro e Andrea sono gli avamposti del tifosi del club di Orsare che sono arrivati a Lubiana ad accogliere Zico. Ragazzi, cosa volete dire? Libera espressione. Vai Alessandro. Un'emozione rivederlo, perché comunque l'ultimo mese ci siamo sentiti anche 3 volte al giorno, però vederlo di persona è sempre un'emozione, rivedere anche Sandra per noi è un grandissimo piacere. E sappiamo che si aspetteranno Zico 3 giorni di Tour de Force, e quindi però comunque è bello vederlo, è bello risentirlo e riabbracciarlo soprattutto. So che ci sono tanti e tanti tifosi, amici che lo aspettano, lo accolgono sempre volentieri, e per tutti so che l'emozione, come lo è per noi, è tantissima emozione anche da parte di tutti i nostri amici e tifosi. Ma voi 39 anni fa, quando avete letto o avete saputo, ci avete creduto o pensavate fosse uno scherzo? Io assolutamente no, anche perché quella volta c'era solo il giornale, non c'erano social, non c'era niente, e quindi per me, quando un mio amico me l'ha detto, ho detto sì, io credo a Babbo Natale con le renne, e invece dopo 2 giorni la notizia è stata veramente confermata, e quindi lì abbiamo pian piano cominciato a crederci anche noi.